Allora, siamo nel laboratorio di Francesca Zenari, artigiana, artista della ceramica, con una storia, un'esperienza. E della sua storia, la prima cosa che stimola curiosità è il fatto che Francesca è nata in Sicilia, A Taormina. a Taormina, luogo di immense tradizioni classiche, Sì. di immensa civiltà dai tempi Non abitata dai siciliani. non abitata dai siciliani, vabbè, ci sono arrivati prima o poi. Sì. Dunque, quindi Francesca nasce a Taormina, però poi c'ha già un suo primo percorso esistenziale che l'avvicina immediatamente all'arte, se ho capito bene. Sì, con un po' Poi di... decidi di venire a Napoli. E come nasce questa cosa? Cos'è l'attrazione per la capitale di una volta Dire o la cosa? verità. Certo. Allora, io studiavo architettura a Reggio Calabria. E a Reggio Calabria veniva sempre il fidanzato della mia collega di appartamento. Perché non venite a Napoli? Perché non venite a Napoli? Perché non venite a Napoli? Perché un giorno io e Donata abbiamo detto ok, andiamo a Napoli. Siamo messi sull'autostrada perché si viaggiava in autostop e siamo arrivati a Napoli. Siamo in pieni anni 70? Yes, sì, sì. Prendiamo su consiglio di Tullio, ovviamente, che ci aspettava a casa, il famigerato 185 che portava al Vomero, e in tutto quel casino, perché solo così si può definire, poi dopo ho ricollegato, era via Salvatore Rosa, questa che io guardavo, confusione, che mi ha impressionato perché era piccola, che la città, aspetti, era stata più grande, invece no, piccolo. Io mentre stavo lì ho detto, ho trovato la mia città. Perché non c'è un perché, Non c'è. è così, è un Quindi fatto l'arrivo di è quasi affinità casuale, elettive. però poi l'affinità Sì, elettiva che scatta. e poi ho trovato una casa in un posto proprio qua vicino, via Ponte Nuovo, la prima casa. E in questo contesto ti avvicini al teatro. È stato un caso anche quello. Il teatro è arrivato per puro caso perché a un certo punto ho preso una pausa dall'università. Premetto che io non sono andata via da casa tranquilla e in pace, io sono scappata. Quindi, fatto il mio zaino, me ne sono andata. A un certo punto ho preso una pausa perché non mi sembrava che fosse esattamente quello che volevo nella vita. Siccome avevo fatto danza e stavo studiando chitarra classica, il mio professore di chitarra faceva un concerto in un locale che stava a Biatri e che si chiamava Crash. Mi hanno proposto, perché era gestito il Crash da un gruppo teatrale e poi facevano teatro ma facevano anche altre attività, mi proposero un progetto estivo. Questo progetto era bello, affascinante e interessante, ed era di teatro di strada. Il progetto era a Morcone, il titolo era Nel 1656 di come la peste prenda l'uomo o non sia forse l'uomo a scegliere la peste. E abbiamo al tramonto organizzato, partendo Morcone è tutto in salita, è bellissima Morcone, La conosco. stupenda. Partendo da su, dove c'è La Rocca. sì, la Rocca, da comici dell'arte, quindi con tamburi, scendevamo dal paese e avvisavamo i abitanti che erano arrivati i teatranti, facendo dei piccoli pezzi anche di teatro classico. A me era toccata Giulietta e Romeo. Ci cacciarono con le scope perché si sono spaventati, che giustamente chi sono questi, da dove vengono? Ok. Noi siamo stati per 15 giorni vestiti regolarmente coi vestiti di scena perché eravamo attori, sempre e comunque. A poco il paese si è organizzato, per cui
ci aspettavano, ogni piazzetta era diventata a gara con quella precedente, io ti metto le lucette, io ti offro il panino, stupendo. Alla fine abbiamo fatto lo spettacolo finale in piazza, che era comunque uno spettacolo itinerante, non era, sì, c'era il palco, però molto bello. Ovviamente, come i comici dell'arte teatranti, abbiamo chiesto un pagamento in natura e abbiamo messo i cesti, però non era proprio una richiesta che per forza, invece questi sono arrivati coi salami, i pezzi di pane così, mamma mia, stupendi, stupendi. E io sono rimasta folgorata sulla via di Damasco. Mi hanno chiesto se volevo entrare in compagnia e io sinceramente non ci ho pensato molto e ho detto sì, cioè il teatro non come finzione ma come rivoluzione. Sì. Per me la scelta di fare teatro non è stato faccio l'attore, oddio che bello mi sparo le cose, no, trovo un sistema per cambiare questo mondo che non mi sta bene. È il mio strumento. E faccio, perché lo credo ancora, anche se penso che insomma è complicato, però lo credo ancora, che l'unico modo per cambiare il mondo sia la cultura. D'altronde la sottocultura che c'è adesso ci fa capire proprio che è così. Che avevamo Ahimè. ragione. La tua esperienza di teatro è durata complessivamente 15 anni. È quasi 15 anni, sì. Cioè, quindi come dire, non poco. No, non poco. E poi arriva la ceramica. Perché era la seconda cosa che non dovevo fare. Cioè, nell'elenco No, viene... vabbè, io avevo studiato, ho fatto l'artistico, anche combattendo per farlo. Mi è sempre piaciuto da bambina, stava la vita a disegnare, a fare cose, tutto. Mi piace inventare, creare, capire. Sono molto autodidatta perché al di là della ceramica, che sì, in parte sapevo fare, però poi ho dovuto frequentare dei corsi, sono andata a cercare quelli che mi interessavano, quelli che mi servivano, quelli che mi piacevano, però ho pensato, ok, non posso fare altro nella vita che non sia avere a che fare con l'artigianato. So dipingere su stoffa, so tessere, però mi sembrava molto anacronistico mettersi a fare, lo faccio perché lo faccio ancora, qua ho i telai per dipingere su stoffa, però la ceramica tutto è stato proprio un ragionamento razionale, la ceramica c'ha, una volta tanto nella vita sono stato razionale, la ceramica c'ha un mercato che esiste ancora, perché l'artigianato adesso ormai poverino è proprio ridotto male, però è sempre stato una Cenerentola. Esatto, quindi sono andata delle a attività cercare, produttive. sì, sono andata a cercare quello che poteva avere Una nicchia. Sì, una nicchia che avesse ancora un senso, e quindi sono andata ad approfondire tecniche e cose che mi aggancio a questa interessavano. parola tecnica. Sì. Perché a un certo punto, come dire, facciamo un piccolissimo approfondimento tecnico. Sì. Tu impari questa cottura raku, ho letto bene, Sì, leggo sì, è bene. una delle tecniche di cottura specifica. Cioè, per grandi linee in cosa consiste? La tecnica per l'appunto di cottura raku è una tecnica di origini orientali, giapponese, Kyoto, che è nata, come tutte le cose nella vita, per caso. Anche i giapponesi, che sono così tutti precisini, è nata per caso, è nata per una serie di concause che l'hanno resa possibile. Io l'ho studiata in Argentina, loro hanno delle scuole di ceramica che qui non abbiamo, ma ci invidiano, e hanno ragione, perché noi abbiamo una tradizione che loro non hanno. Ma noi questa tradizione proprio non la valorizziamo per come andrebbe valorizzata. La tecnica raku in che consiste? È una cottura, va fatta con un forno particolare, cioè un forno che si può aprire ad alta temperatura. Un forno come questo qua, se lo apro ad alta temperatura, ciao, l'ho rotto, perché le resistenze sono non protette. Io uso questo fornetto piccolino, che non è per il raku, è per l'oreficeria, perché lavoro anche il rame,
E però siccome la cottura del metallo è come quella del raku, tu prima riscaldi il forno, poi apri, metti, cuoci 2 secondi, poi tiri fuori, quindi c'ha una camera dove le resistenze sono protette. Io l'ho comprato per l'oreficeria, quando l'ho preso ho detto, ah, però È buono anche per il posso fare ragu. anche il ragu. E in che consiste? Innanzitutto il pezzo va fatto con un'argilla mista ad argilla refrattaria, perché avrà uno shock termico e lo deve reggere. E il refrattario è resistente, quindi si mischia, diciamo, con l'argilla normale, bianca o rossa, dell'argilla refrattaria. Fai l'oggetto che vuoi fare e fa la prima cottura normale, in un forno normale. Poi viene smaltato con degli smalti che sono particolari rispetto a quelli normali, perché sono smalti che fondono a una temperatura più bassa, intorno agli 880 gradi. Quindi io alcuni sono proprio specifici, li compro per il ragu, altri me li faccio io. Aggiungo del fondente a smalti colorati e cose così. Si smalta, si mette nel forno freddo, quindi non come l'oreficeria. Si porta fino agli 800 gradi. Agli 800 gradi si prende l'oggetto dal forno, si mette l'oggetto smaltato incandescente, è molto bella farla la notte perché si vede, l'effetto è stupendo. In questo contenitore con dentro segatura o foglie o carta o qualsiasi materiale combustibile, appena lo metti là dentro prende Si fuoco. incendia tutto. Lo fai sbruciacchiare un po', lo giri, fai come vuoi, perché poi fondamentalmente è il fuoco che fa tutto. A un certo punto copri. Coprendo, che succede? Che la fiamma consuma l'ossigeno e quindi si ha una cottura in riduzione di ossigeno, mentre quelle normali non sono in riduzione. Togliendo ossigeno, la ceramica è chimica, togliendo ossigeno si trasforma la materia, che già si trasforma normalmente nella ceramica, dall'oggetto fatto alla cottura. Ci sono alcuni colori che prima della cottura sono di un colore e poi cambiano. Nel ragu a maggior ragione, metallizzano, quindi diventano quei bijou che stanno lì, poi puoi vedere, ci sono degli effetti metallizzati, ma soprattutto ci sono degli effetti che non puoi ripetere. Ogni pezzo è un pezzo unico e così puoi anche mettere gli stessi smalti. Si avvicina sicuramente, si avvicina, ma avrà delle sfumature che saranno diverse. Ah, che bello, come gli esseri umani. Ed è molto bello, molto bello. Lo usavano in Giappone per la cerimonia del tè. Senti, invece tu ami avere poi rapporti con bambini, ragazzi, fare laboratori nelle scuole? Allora, sì, io li ho fatti per parecchio tempo, a San Giorgio c'è la città dei bambini e delle bambine, che è stata fondata molti anni fa dal sindaco che c'era allora, Aldo Vella, Aldo Bella, sì. grandissimo amico, che ci teneva molto a fare qualcosa per i bimbi. E quindi ci ha messo insieme, ha chiamato una serie di realtà. Io all'epoca facevo ancora sia teatro con i bambini sia ceramica, nel passaggio non ho deciso. Per cui sono stati creati una serie di laboratori, poi è stata istituzionalizzata la città dei bambini e delle bambine e mi ricordo che il giorno in cui si doveva fare la riunione, questo io ho preso come buon auspicio per i bambini. Io ero incinta di Roberta, doveva nascere a dicembre, i primi di dicembre, e ricordo che la moglie di Aldo, e i primi di dicembre c'era la riunione, e la moglie di Aldo, Rosetta, disse: Aldo, però Francesca deve partorire, dai, facciamola un po' prima. E mia figlia si è anticipata pure lei. Ecco. Il giorno in cui è nata Roberta, io ho telefonato dalla clinica, non posso venire, sto partorendo. Quindi è nata la città dei bambini e delle bambine e anche la mia bambina. E anche la tua bambina. E poi niente, con loro ho fatto parecchi laboratori, sia di ceramica, i bimbi hanno
deciso cosa gli piaceva e cosa non gli piaceva della città, cosa avrebbero voluto cambiare, cosa volevano lasciare, e l'hanno rappresentato con delle mattonelline fatte in ceramica che poi abbiamo montato su queste nuvolette e l'abbiamo messa in questo percorso, in questo piccolo giardinetto. E su questi nomi allora ci salutiamo, Ok. salutiamo anche i nostri interlocutori. Abbiamo parlato più di Il teatro, teatro, infatti, quello stavo, che di ceramica, stavo- ma ci sta. Ci sta? Si dice oggi così si dice, ci sta. Ci sta, va bene. Grazie. Di niente, va Grazie. bene.